Assessore, oggi un appuntamento qui alla chiesa di San Leone per presentare la campagna di prevenzione Io non ci casco, segno di un progetto che lei sta portando avanti, itinerante, come aveva già detto nella sua presentazione che è avvenuta in prefettura. Primo incontro oggi grazie alla collaborazione con Caritas Diocesana, così come avevamo detto nella giornata di presentazione del progetto Io non ci casco, che è un progetto di prevenzione e di contrasto all'odioso fenomeno della truffa agli anziani. Oggi qui presenti nella chiesa di San Leone ringraziamo Don Maurizio per l'ospitalità, sono presenti tutte le forze dell'ordine, così come ci eravamo lasciati in quella presentazione in prefettura, perché la collaborazione della rete con le forze dell'ordine rispetto al tema delle truffe agli anziani è fondamentale, e quindi oggi siamo qui a raccontare, a dire alle persone anziane proprio in che modo bisogna comportarsi. Quindi è un interscambio di situazioni, un interscambio di notizie, un interscambio anche di testimonianze. Ne abbiamo avuto proprio una poc'anzi di una signora che ci ha raccontato proprio di avere vissuto una truffa, e quindi l'obiettivo è quello di prevenire per evitare proprio il peggio. La Polizia di Stato oggi testimonia la sua esperienza. Lei, dottore Castelli, ha anche raccontato un aneddoto che è particolarmente interessante anche per chi l'ha ascoltato. È una bellissima iniziativa a cui la Polizia di Stato ha aderito e aderisce da tantissimi anni, perché la campagna di prevenzione è importante per evitare che gli anziani possano cascare in questi reati così odiosi. E come dicevo nel mio intervento, ci sono tantissime forme di truffe, anche truffe online, truffe informatiche, che è difficile pure da descrivere perché sono così tante e così impegnative. Però quello che diciamo noi è che un'attività di prevenzione, un'attività di informazione e di divulgazione serve certamente all'anziano ma anche al cittadino per evitare di cascare in questi reati. Teresa Vusso, la campagna di prevenzione Io non ci casco oggi è itinerante, avete iniziato proprio dalla chiesa di San Leone per aggregare anche chi in prima persona potrebbe essere a rischio. Allora sì, oggi cominciamo con il nostro inizio con la campagna di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, e il primo incontro lo stiamo proprio svolgendo nella parrocchia di San Leone, grazie alla collaborazione con la Caritas e la collaboratrice Letizia Santino ci sta aiutando ad organizzare questi incontri. Oggi grazie alla ospitalità di Don Maurizio siamo riusciti a coinvolgere il gruppo degli anziani che frequenta la chiesa e che quindi vive in questa parte di San Leone. Gli anziani sono presenti, il nostro obiettivo sarà quello di informare gli anziani per contrastare questo fenomeno, per poter dire noi ci siamo come prevenzione, vi informiamo, è giusto che voi sappiate che esiste il fenomeno, quindi bisogna stare accorti, e allo stesso tempo abbiamo la presenza delle forze dell'ordine che daranno delle dritte, anche delle informazioni utili, perché comunque sono loro che nel campo vivono le situazioni di disagio degli anziani e nel momento in cui hanno a che fare con questo spiacevole fenomeno. Un momento importante, un momento oggi itinerante di coinvolgimento dei parrocchiani per una campagna sulla prevenzione dal tema Io non ci casco, che vede come partner il Comune di Agrigento e anche le forze dell'ordine. Lei ha voluto mettere la Chiesa a disposizione proprio per informare di ciò che sono i rischi che potrebbero essere dietro l'angolo? Ecco, certamente, anche perché non diamo per scontato, perché l'esperienza Io non ci casco, di cui prende il titolo, questa possibilità, opportunità, può capitare a tutti, non solo agli anziani ma anche a me, perché porto sempre l'esempio a me stesso e agli altri che basta attraversare la strada anziché attraversare la volte perché arriva una macchina e mi blocco per il panico. Ecco, l'esperienza che ci prende preda del panico nei social o nella vita certamente può turbare e cambiare il nostro sentimento, il nostro animo, e poi alla fine la cosa peggiore di una truffa quando si verifica è il silenzio per la vergogna cui portiamo dentro. Ecco, parlare, sensibilizzare, aprirsi, discuterne, sperimentare le situazioni psicologiche che accadono, che esulano al di là di quello che noi pensiamo essere padroni, è fondamentale e importante. Quindi
lo ritengo non solo per l'anziano ma anche per i più giovani, ecco perché mi sono messo a disposizione, ho messo anche la parrocchia a disposizione, perché possiamo sensibilizzarci sempre, grandi e piccoli, alla situazione che quando ci coinvolge, ci stravolge, ci danneggia intimamente, non solo esteriormente, economicamente, ma soprattutto psicologicamente, interiormente, con una chiusura a volte totale di dolore, di sofferenza e di essersi sentiti presi in giro.